primo dose di Venezia le conoscesto in tua storia col nome di Paolo Lucio Anafesto, dal 697 a 717, e io lo chiamai anche Paoluccio o in modo più semplice Pauliccio. Solo questo video qua conosceremo una scienza in più sopra la sua storia, la storia tradizionale del cosiddetto il primo dose di Venezia. Sani cari veneti, mi chiamo Fernando Menegatti e sto qua è il canale Lengua Mare e te si benvenuto. Non sta mia di smentarti di mettere il mi piace sopra il video, di iscriverti sopra il canale e chiaro di sparpagnare fuori il contenuto, che così gente di più le potrà vedere cosa che si fa qua e il YouTube il riconosce il canale che fa roba pertinente. Paolo Lucio Anafesto, la sua storia la si è poco documentata per il periodo, ma teniamo in conto che si sta il primo a pronunciare il governo di Venezia, in del 697 per 20 anni, finché il viene su in potere il secondo dose Marcello Tegaliano, o Marcel Tegalian in Sauro Veneto, che è meglio, da paronanza dal 717 a 726, Magister Militum caude regione bizantina de Eracliana, nominata da Ravenna cavedale dell'esarco che resta in man all'impero d'Oriente, fin alla conquista di Astolfo in tel 751, conquista che la sana significativa indipendenza politica alla laguna veneta. La tradizione ne conta che la elezione del primo dose di Venezia la si viesta fuori a Eraclea e la intenzione dei fondatori la era da mettere un sil religioso na investitura di Dio sopra la fondazione del nuovo ordine poetico di Venezia. La tradizione ne dice anche che la famiglia di nome Falier la vien proprio da Paolo Anafesto, bel che presenta alla sua elezione in tel 697. Driva il suo dogado Paoluccio insieme al suo successore Magister Militum Marcel le diventa protagonista di un rebombo diplomatico, sarando che su un trattato di no aggressione col re dei Longobardi Liutprando. Per dare fine alla nostra storia del primo dose di Venezia, abbiamo la cronaca Altinate, scriveste in latino da autore anonimo, probabilmente un scritto apocrifo, a vuol dire di autenticità che non si sa se l'è proprio vero. Qua assega la morte di Paoluccio per via di una briga tra gli abitanti di Eraclea e Jesolo, una pacada forse pianificata di un che les era rento famiglia. Dunque, qua asserissimo driu de scorar di una cospirazione per ciapparghe il potere. Vi ringrazio l'attenzione, vi invito da venire rento sul sito Lengua Mare per conoscere il mio lavoro con la lingua veneta e chiaro un'altra volta in più, sta mia da smentarti di mettere il mi piace sul video, di iscriverti sul canale e di sparpagnare fuori il contenuto. E adesso vorrei sapere come sei bel che qualcosa sulla storia del primo dose di Venezia. Assami qua il tuo commento di preferenza in tel video su YouTube e se revardaremo in te prossima. Ciao ciao, strucon!